consente per la prima volta di poter parlare di un comparto. Sono saliti sui gradini della Gran Guardia in centro a Padova per chiedere di essere ascoltati. Sono i lavoratori dello spettacolo e gli operatori della cultura, fonici, macchinisti, ma anche cantanti e attori. Per loro l'emergenza coronavirus non è finita. Sono infatti i primi che hanno dovuto fermarsi e ad oggi non sono entrati ancora nella fase 2. Lavoratori che soffrivano di precarietà anche prima che la crisi economica e sanitaria iniziasse. Noi non abbiamo tutto, se devo essere sincero, non abbiamo un contratto nazionale che sappia regolamentare il lavoro dello spettacolo come in tutto il resto dell'Europa, non abbiamo diritti ad ammortizzatori sociali stabili, anche gli ammortizzatori sociali emergenziali non sono sufficienti, anzi non sono mai arrivati perché c'è una confusione da parte di governo e INPS in termini di questa materia, non abbiamo diritto non tanto a tornare a lavorare, ma questa cosa acuirà e aggraverà lo sfruttamento e il lavoro nero nel nostro settore quando mai ripartirà, quindi non abbiamo in questo momento alcuna possibilità di tornare a lavorare. Da Piazza dei Signori annunciano una manifestazione regionale il prossimo 30 maggio a Venezia. Ad oggi sono molti quelli che non rientrano negli ammortizzatori sociali messi in campo per arginare la crisi. Questi lavoratori reclamano dignità. Perché noi abbiamo la professione, abbiamo una grande passione ed è quello che ci spinge ad andare avanti con questo lavoro, ma molte volte manca la dignità proprio del lavoro. Non siamo considerati come altri lavoratori che hanno ammortizzatori, hanno tutto in regola per lavorare con dignità. No, per noi non è così.